sempre a pareggiare, stiamo sempre a pareggiare, ma gamma fa, Ancelotti che vuoi fa, un 4-3-3 non lo vuoi fa, e rimane sempre un 4-4 e pareggiamo, va fa mucca. Buongiorno a tutti e buona domenica a tutti amici da Napoli l'87. Allora, parliamo della partita di ieri sera del nostro Napoli a Milano con il Milan, finita 1-1, voglio. Napoli che va in vantaggio con Lozano, grandissimo gol, incrocio dei pali di Insigne che entra in area, fa un grande tiro che si stampa sull'incrocio, Lozano poi la spinge di testa, fa un grande gol di Lozano, ma dura 5 minuti, voglio, solo 5 minuti il gol del Napoli, perché dopo 5 minuti, voglio, una botta da fuori area di Bonaventura, proprio a difesa, rimane ferma là, guarda che tira, gli lascia pure lo spazio. Vai, accomodati, tira e fa pure il gol. Infatti ha fatto gol. La pareggia, dopo 5 minuti pareggia il Milan. Cioè è durato 5 minuti vantaggio del Napoli. Vabbè. Poi secondo tempo, un po' d'azioni nostre da una parte, un po' l'azione del Milan, perché era una partita che sì, per quando ci siano state azioni un po' da una parte, un po' dall'altra, era una partita dopo l'1-1 del Milan avevano paura sia il Napoli sia il Milan perché dovevano fare entrambi il risultato. Si è avuto paura di andare a vincere la partita perché avevi paura che poi magari di contropiede il Milan ti faceva gol. Lo stesso vale per il Milan, anche se Insigne ha avuto un'occasione, potevo fare un pallonetto là, invece c'ha avuto un bocco portiere. Poi come al solito, il miglior Napoli quando lo vediamo negli ultimi 10 minuti. È uscito da prima e lo ripeto ancora, l'approccio alla gara, il Napoli l'approccio alla gara non lo sa fa, Altri 2 punti buttati via perché mi piace solo un punto, nato pareggio. Mister X, Ancelotti mi chiamava. Ancelotti sarà un frate brutto di Donatoni, non lo so, non ci capisco più niente. Cioè, 5 pareggi di fila è una sconfitta, ma cioè, stiamo facendo punti da retrocessione, stiamo facendo. Ma io non capisco più dove dobbiamo andare a sbattere, come fa, perché poi ci si mette pure il presidente De Laurentiis a dire di mezzo vi levo, vi levo una parte dello stipendio, faccio una multa per quello che avete fatto, per l'ammutinamento, cioè questa cosa già era passata, la ritira fuori poi con le multe, e secondo voi con questa storia qui i giocatori come possono andare in campo? Magari ci vanno peggio di come dovrebbero andarci. Li metti pure sto peso addosso, e come fai a vincere la partita? Se ci sono già voci di destra, sinistra, poi il presidente li mette ancora di più sti cose, cioè sti voci, sti cose pesanti un gol, un giocatore fa fatica anche a giocare, fa fatica anche a metterci il meglio per giocare. Sentirsi di che se viene levata una parte dello stipendio è come se tu vai a lavorare e ti dicono io ti levo una parte dello stipendio, è come vuoi faticare, fatica in merda. È uguale come i giocatori, come devono andare in campo e giocare di merda. È successo così. Amareggiato e deluso perché dovevamo vincerla sta partita, invece no, siamo al punto da capo, stiamo andando a un coppo pareggio, non ci muovevamo dal pareggio. Parlando della partita invece prima, quella delle tre, che non ho visto, però ho sentito tantissime voci che la Juventus ha vinto per episodi. C'era un rigore per l'Atalanta, dicono che non gliel'hanno dato, c'era qualche altra cosa che io non so che è successo, comunque so che da parte della Juventus è ancora Higuain e Dybala a far gol. E come ripeto e ridico e avevo detto in altri video, Higuain, Dybala, Dalla Costa, Ronaldo, la Juve ha tanti campioni che possono decidere la partita. Lo è stato anche con episodi, come vogliamo mettere, a favore, perché la Juventus ha avuto episodi a favore, mettiamola così. Però Higuain è quello che ho sempre detto, la Juventus non gli serve un altro attaccante, inutile andare a prendere un altro attaccante quando già hai l'attaccante a casa tua. Meno male c'hanno Sarri, per dire, meno male per i Juventini, non per me, che hanno Sarri e che Sarri, cioè Higuain, cioè che ti posso dire, un figlio di Sarri, lo tiene sempre con lui. L'ha dato fiducia, l'ha fatto restare alla Juventus e state vedendo i frutti voi Juventini, i frutti, la pera, la mela, l'albicocca, state vedendo come segna
Higuain, la differenza che fa quel giocatore là avanti, come lo stesso Dybala che è restato, che doveva partire, invece vi stanno facendo la differenza. E da questa parte dovete essere solo contenti voi tifosi. So che il gioco non c'è, vi lamentate per il gioco, cioè vi rendete conto, voi vincete le partite e vi lamentate per il gioco. E i calciatrici che non abbiamo né gioco né risultati. Cioè io preferivo 10.000 volte anche giocare così, perché quello che si diceva a inizio campionato, e Ancelotti non ti porta il gioco ma ti porta i risultati, ma alla fine il Napoli non c'ha né gioco né risultati. E che già dici i tifosi del Napoli? Che sono cacciso proprio. Parlando invece dell'Inter, l'Inter che ha giocato per ultima, come sapete, alle 20:45, che dobbiamo dire di questa Inter? Questa Inter che è sempre più convincente, questa Inter che tiene il passo della Juventus, e anche qui ripeto che l'Inter secondo me terrà il passo della Juventus, cioè se non fino in fondo, almeno prima delle le tre ultime giornate, arriverà fino alla fine però secondo me a giocarsela con la Juventus. C'ha dei giocatori importanti, ma soprattutto Conte ha dato un gioco di squadra a questa squadra. Martinez, Lukaku, gli attaccanti che fanno gol. E questa è una cosa fondamentale, avere attaccanti che ti buttano la palla dentro, come la Juve, ha visto Higuain, Dybala, quando non c'è dalla cosa, poi Cristiano Ronaldo. E l'Inter c'ha solo Lautaro Martinez e Lukaku che la buttano sempre dentro. In un modo o un altro, uno o un altro la buttano dentro. Poi Brozovic a centrocampo che fa la differenza, vogliamo parlare proprio del centrocampista che fa la differenza, è lui, Brozovic. Quando c'era Sensi, ora c'è Brozovic. Un giocatore che ha una visione del gioco pazzesca, poi passaggi precisi, fa la differenza lì al centrocampo dell'Inter. Parlando anche di Lukaku, non è che faccia tantissimo in tutta la partita, ma quando prende palla è così forte fisicamente che riesce a spostarsi il pallone dove vuole e calciare perfettamente. È un giocatore cinico, quello dobbiamo dire. All'Inter bastava un giocatore che la buttava dentro. L'ha trovata, anzi ce n'ha due in questo momento, Lautaro e pure Lukaku. Niente, l'Inter alla fine l'ha meritata la vittoria. Mancava Belotti in quella partita, era importante per Belotti, ma comunque penso che l'Inter l'avrebbe vinta ugualmente. Non è che un giocatore ti cambia la squadra, ti cambia la partita. L'Inter che merita pure questa vittoria perché l'ha meritata nettamente proprio, c'è stata differenza e si è vista in campo. Niente, fatemi sapere voi cosa ne pensate di queste tre partite nei commenti, lasciate tanti belli like se vi è piaciuto il video, ma soprattutto e venite sotto il canale e iscrivetevi. Buona domenica a tutti amici, da Napolillo 87 come sempre, forza Naples!